Invisible Man. Amici di Scratch, benvenuti in studio e soprattutto appassionati di ciclocross. Siamo qua per raccontarvi una giornata incredibile. Da Lives tantissima di quella pioggia che veramente erano 20 anni che non la vedevano. Addirittura il percorso ha avuto un'esondazione dall'Adige circostante, era un ruscello che ha invaso tutto il percorso di gara. Il percorso di gara che gli organizzatori prontamente sono riusciti, insomma, in qualche maniera a ridurlo, ma la cosa importante è che grazie a questi grandi volontari la cosa è andata in onda. Allora Ilenia, abbiamo un ospite e poi parliamo di questa bella giornata. Esatto, abbiamo con noi oggi, te l'avevo promesso, Alberto Falconi dell'Alan, che poi ci racconterà la differenza fra la bici da ciclocross e la bici da strada. Lives, che dire, vedrete poi le immagini, è stata veramente, io corro il ciclocross da 7-8 anni e non ho mai visto una giornata del genere. Allora, abbiamo detto in più di un'occasione, ma oggi veramente mi preme ricordare ancora in maniera forte quanto questo trofeo Triveneto, pensa se fosse allargato a livello anche nazionale, no? Con questa grande voglia, capacità intanto di industriarsi, anche di mettersi in moto per poter vedere quello che abbiamo visto all'Ives. Abbiamo visto gente, la vedremo anche dalle immagini, tuffarsi in questo ruscello che era diventato ormai il percorso, tirare via le transenne, tirare via tutto, riadattare tutto perché dovevano partire. Nel giro di un'ora hanno fatto, io non spreco i miracoli, lasciamo nel campo del calcio, però hanno fatto qualcosa di eclatante. Beh, sicuramente anche perché è da fare un plauso, insomma, agli organizzatori che hanno salvato la gara, ed è giusto così perché comunque i partecipanti c'erano. Forse sono stati a casa solo quelli che non sono dei veri crossisti, perché il crossista secondo me deve essere abituato a correre in qualsiasi condizione di tempo. Quindi un plauso veramente alla famiglia Perini per aver salvato la gara, e noi ci siamo divertiti tanto, e ovviamente il percorso era quello e era poi una questione di sicurezza, perché non si può passare dove si va sotto all'acqua fino a qua, certo. E quindi va bene, è corto, ci stava e abbiamo salvato la gara e ci siamo anche divertiti. Prima di andare con le immagini attraverso le quali faremo vedere gli esordienti, invece di Alberto voglio fargli una domanda molto semplice, che è quella che i ricorsi storici del ciclismo sono sempre, diciamo così, affiancati a una figura leggendaria, come può essere quella di Longo, come può essere quella di Franzoi. Dietro c'è una grande intelligence. Allora a me, così proprio in apertura, mi piacerebbe che la gente cominciasse a conoscerti per quello che rappresenti. La Alan, un'azienda che è stata lanciata dal tuo povero papà, che nel 76, mi dici, aveva... Ha iniziato nel 1972. Ma nel 76 ha inventato il telaio? Nel 76 ha ricevuto una serie di tubazioni in carbonio dalla Toray del Giappone e ha elaborato, tramite il sistema che aveva inventato lui a congiunzione, il primo telaio in carbonio nel 1976, che poi l'ha rimandato in Giappone a testare, e abbiamo anche un attestato in cui i tecnici giapponesi affermano di un risultato molto soddisfacente del telaio assemblato dalla nostra azienda. Quindi il tuo papà è stato un grande precursore, ma come spesso accade, Ilenia, gli imprenditori, a me viene in mente anche altri, William Triestini è un altro di quelli che ha avuto il papà, che ha ripreso questa azienda, l'ha riportato a livelli eccelsi, anche piccole aziende che poi sono esplose, ma dietro c'è una grande passione. C'è coloro che hanno quasi bisogno di raccontare il ciclismo ed essere protagonisti con le invenzioni. Questo era anche Alan. Beh, sicuramente, Alan, per chi insomma bazzica nel ciclocross, non da oggi, ma diciamo dalla storia del ciclocross, è uno dei marchi più conosciuti in ambito fuoristrada per il ciclocross. Poi Alberto potrà dirci, insomma, penso che su BC Alan hanno corso veramente grandi campioni del ciclocross, e è un marchio storico, insomma, ciclocross... Ti faccio una domanda da sportiva, ma ed anche da media, ma perché noi dobbiamo incorrere sempre in una grande spiacevolezza? Allora, se noi pubblicizziamo, tra virgolette, Alan è una pubblicità, ammesso e non concesso, noi non vogliamo nulla,
vogliamo soltanto documentare un pezzo di storia. Allora qua è pubblicità, Longo no, ma Longo ha corso con altre biciclette, forse altri corridori. Non è la stessa identica cosa. Beh, secondo me è la stessa, alla fine è la stessa cosa, perché comunque la storia di una casa madre o di un'azienda e poi comunque va a intrecciarsi con la storia del ciclismo. In questo caso, e Alberto potrà insomma dircelo, questo marchio veramente va a intrecciarsi con la storia del ciclocross, perché l'ultimo fra tutti, insomma, Thomas Pacagnella corre con questa bici, suo papà correva con questa bici, ci sono storie di famiglie che hanno corso con questa bicicletta, giusto Alberto? Famiglie, passioni e adesso gara esordienti, donne e maschietti. Vediamo. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Questo è il ciclocross, ragazzi, no? Quello che gli era domenica scorsa. E insomma, immagini singolari, ma soprattutto veramente che scaturiscono una grande emozione. Se mi viene in mente che quasi tutte le partite di calcio sono state sospese, i ciclocross, questi sono ragazzini, ricordiamolo, di 12 anni, imperterriti vanno avanti. E insomma, Ilenia, esordienti. Oggi è una giornata veramente mitica. Questo è il ciclocross, this is real ciclocross, insomma è veramente, dispiace più per gli organizzatori che altro, insomma, che hanno dovuto tagliare una parte del percorso, ma ragazzi io mi sono divertita un casino e penso che anche tutti i ragazzi che sono partiti, peccato per chi non c'era questa volta. Immagini importanti oggi, soprattutto immagini che adesso consolidano sempre la testa di serie, la Casasola che dà il via alle donne esordienti, ma il fatto con telecamere che bisognava che fossero delle telecamere subacquee, un percorso veramente allagatissimo, sulla parte proprio adiacente all'arrivo e alla partenza oramai era diventato un fiume. E qua vediamo tra i filari ci sono circa 50-60 centimetri di acqua. Adesso ancora le cose vanno bene, poi vedremo con le prossime categorie come si aggraverà la situazione e qua vediamo una bella risposta del campione italiano. Beh, sicuramente questo era uno dei pezzi più duri da affrontare perché c'era appunto una buca dove si andava praticamente sotto con metà bicicletta. Una cosa positiva che ho visto di questa prima partenza è il numero delle donne esordienti, 8. Stiamo crescendo, quindi nonostante una giornata da tregenda come questa, 8 ragazzine lì pronte a sfidarsi, insomma molto bene. Davanti abbiamo visto Filippo Zana e Mattia Raccani, con i soliti, insomma, Taborra, Consolaro, Micheletto, eccetera, insomma, sono quelli, diciamo che, ecco, questo è un piccolo inconveniente perché con il fango può succedere. E diciamo che Zana Filippo e Raccani Mattia sono alla prima apparizione nel trofeo Triveneto di ciclocross, scuola ciclismo Piovene Rocchette, stanno andando molto bene e quindi hanno fatto un'ottima preparazione. Questo vuol dire che forse li rivedremo anche nelle prossime domeniche dove il ciclocross si farà sempre più invernale. Ecco, abbiamo visto oggi all'Ives che insomma qua l'acqua è stata veramente, anche gli organizzatori stessi, la gente che abitava là dicevano che erano 15-20 anni che non vedevano tanta acqua così e quindi anche gli argini dell'Adige hanno un po' ceduto e qua mi pare che sia un affluente dell'Adige questo canaletto che in pratica si è ingrossato a dismisura. Ma andiamo con la cronaca, abbiamo visto oltre a Zana Raccani ma bene anche Consolaro, Matteo Micheletto, Rizzo e De Vettori. Per quanto riguarda le donne, Sara Casasola è in seconda posizione, testata in seconda posizione, davanti c'è la Valentina Iaccheri, poi abbiamo Francesca Baroni e poi via via tutte quante le altre, anche la Fischnaller. Sì, queste sono ragazzine che abbiamo visto già dalle prime gare, insomma, ripeto, vedere questi ragazzini così pimpanti in una giornata del genere è molto positivo. Ragazzi Piovene Rocchette sono rientrati con questa gara, aspettavamo anche Susanna Zorzi che dovrebbe appunto esordire col Piovene Rocchette nelle donne elite, non c'era domenica a Lives, vedremo poi nel proseguo. Bene, comunque Filippo Zana, ricordiamo campione italiano, insomma il Piovene Rocchette si sa, è una società di grandi tradizioni a livello giovanile, insomma non mi viene in mente nessun altro che il loro presidente Cannata,
che veramente oramai è un autentico decano. Beh, è stato anche il mio presidente, perché ho avuto la fortuna e l'onore di correre con la Gas Sport Team da professionista, quindi Antonino Cannata penso sia una istituzione per il ciclismo. Casasola seconda nel frattempo, in quanto Valentina Iaccheri ha preso il comando. E vediamo quanto sono veramente con i vestiti, con le facce stravolte. Anche Francesca Baroni, questa è una ragazza deliziosa, la sentiremo nelle interviste, è una ragazza veramente deliziosa che ci mette un impegno incredibile alle gare. Intanto vediamo il duo di coppia, Filippo Zana insieme a Mattia Raccani, che fanno scempio del podio, primo e secondo, Mattia Taborra del postumio 73 al terzo posto, poi abbiamo Mattia Consolaro, Matteo Micheletto, Nicola Rizzo, poi De Vettori Lorenzo, Pietro Bon Andrea, Rigo Simone e Pavan Alex in decima posizione. Per quanto invece concerne le donne, diceva giustamente sono in 8. Eccola qua, la Valentina Iaccheri su Sara Casasola, Francesca Baroni, Anna König, Fischnaller Linda, Lunzer Franziska, Giada Tetzele, Grosso Nalia. Francesca, terza, un bellissimo risultato. Grazie. Che devo dire? Sei contenta? Sì, ero insieme a loro. L'ultima partita ero insieme a loro, mi ero tra bicicletta, ero perso, ho rallentato e dopo hanno fatto la loro gara e io sono arrivata terza. Sono contento, auguri. C'è te oggi una bella vittoria con una giornata incredibile. Sì, no, una bella vittoria, la prima del Triveneto e sono molto soddisfatta e speriamo di continuare bene. Vorrai tenere testa alla Sara? Ma dai, adesso è un po' difficile perché è distante a livello di punti, però sì, Sara, vieni qua vicino, va. Oggi ti sei presa una giornata non di vacanza, ma hai controllato. No, sono andata come sempre, non ho avuto nessun problema a livello tecnico, ha vinto, è stata brava. Sei contenta comunque della maglia? Sì, molto. Filippo, più o meno Rocchette, oggi la prima apparizione, una bella vittoria, cosa hai da dire al tuo amico, anzi al vostro presidente Cannata? Ma gli allenatori ci hanno preparato bene, il mio compagno mi ha aiutato per andare via, dopo siamo arrivati così. Ben rientrati in studio. Allora, prima gara l'abbiamo vista, in vetta alla classifica? In vetta alla classifica abbiamo per gli esordienti maschi Alberto Brancati della Caprivesi, quindi che resta leader, e la Sara Casasola che nonostante oggi il secondo posto comunque conserva ampiamente la maglia perché ha vinto tutte le restanti prove. Ecco, tanti si chiederanno, coloro che guardano questa trasmissione, io spero che siano più coloro che non gliene frega niente del ciclismo, perché insegniamo qualcosa. Il fatto che coprire i ragazzini all'inverosimile si beccano le influenze. Abbiamo visto come hanno corso questi ragazzi, 12 anni se non sbaglio, e tutte le domeniche scoppiano di salute. Esatto, e si sono anche divertiti tanto, abbiamo visto che si lavavano con le lance dell'idropulitrice. E, insomma, fare ciclocross, abbiamo detto tante volte, fa bene, non fa malare, perché non è che tu porti un bambino, lo chiudi dentro una palestra per 3 mesi, poi solo quel giorno lì che piove lo porti fuori. Questi ragazzini sono già temprati, cioè si allenano anche durante la settimana con il brutto tempo, quindi allora, non c'è problema. Parliamo anche di un'altra persona. Oltre agli organizzatori c'è una grande motrice, che è quella di Giacomo Salvador, che noi tante volte diciamo vieni in studio, parliamone, verrà a trovarci sicuramente. Però a volte mi sembra un uomo solo al comando. Io dico questo, ma sai perché te lo dico? Perché sono un po' contrario a coloro che si mettono in mostra per nulla, tra virgolette, adesso sono fermenti politici, allora tutti vogliono comparire, pochi programmi che mi interessano più di altri, però alla fine vedo sempre i soliti noti, questi qua che si sporcano le mani, esatto. Tra virgolette, si sporcano un po' di Questo è il giuffoli. problema del ciclocross, no? Che i nomi che girano, le persone che girano sono sempre quelle, e poi magari al campionato italiano ci sono degli altri che arrivano e pensano di sapere tutto del ciclocross, comunque non importa,
Io aspetto qualcuno magari di nuovo venire a vedere il ciclocross, magari anche infangarsi ogni tanto, che non E farebbe dare una male. mano a Giacomo Salvador, che non Magari farebbe dare male, una mano, vero? sì. Ecco, allora tu ti sei affacciato quest'anno, mi pare tu sei un po' come me, ti piace il calcio, piaceva il calcio. Sì, la passione da giovane era quella, poi ovviamente con l'azienda del papà mi sono appassionato anche al ciclismo. Diciamo che negli anni 90 hai messo la testa a posto, insomma, Esatto. vero? Hai detto, facciamo, però ti sei dovuto immergere in quello che è il mondo del ciclismo per capire come funziona. Certo, anche e una anche avendo preso anche questa passione della bicicletta, sono riuscito anche a testare, come si suol dire, i miei prodotti e dare anche dei buoni consigli ai miei clienti o anche ai ragazzi che corrono insieme a me. In tutto questo percorso poi dopo tuo papà è sempre stato protagonista, alla fine forse veniva più che altro per piacere di Ma vedere è che la sempre sua azienda stata andava. la mia guida, diciamo, anche adesso attualmente, Ecco, che, ci vuoi che raccontare? purtroppo non c'è più, Ma è ci vuoi stata la mia raccontare guida. come è successo il fatto? Perché per me ha una vena molto commovente, ma anche molto poetica. Sì, no, purtroppo l'ho perso 3 mesi fa e praticamente l'ho perso sulla sua scrivania, come dico io, che lo chiamo nel suo regno praticamente, perché lui non poteva vivere senza Alan, diciamo, perché Alan è il nome dei suoi 2 figli, Alberto e Anna Maria, e quindi non poteva starne lontano, anche se aveva ormai l'età della pensione, e poteva starsene tranquillamente a casa. Con gli occhiali sugli occhi e un giornale. Sì, è rimasto lì che stava leggendo il suo giornale e con gli occhialini sugli occhi, appoggiato alla sua scrivania senza neanche nessun evento drammatico, ma è rimasto così. Io trovo che sia una storia deliziosa. Tra l'altro io non sapevo neanche Alan dove veniva, l'ho saputo adesso. No, molti anche all'estero pensano che sia alluminio anodizzato, perché mio papà faceva questi telai appunto in alluminio con il trattamento dell'anodizzazione, che è un trattamento particolare che non serve la verniciatura. Invece Alan è stato fondato nel 1972 con i nomi dei 2 figli del fondatore. Del capo, del generale. generale. Capo, esatto. Che è morto sul del campo boss, di battaglia. Esatto. Beh, guarda, io ti dico, adesso mandiamo la linea agli allievi, no? Certo. Per consacrare quello che è la bellezza poi di questo ciclocross, i giovani, la voglia di far fatica, la voglia di dare anche spettacolo. Beh, io ti posso dire, guarda, che un domani mi piacerebbe che un mio figlio o mia figlia, che io, se non ci fossi più, parlasse esattamente come hai parlato tu di tuo papà. Grazie. E questo mi ha fatto molto piacere. Allievi? Allievi e donne allieve. Allora, con le immagini signora Zoppa, Scauzza e Igor Smarzaro, questo dà la dimensione degli appassionati del pubblico, che poi dopo sono anche in qualche maniera interpreti di questo ciclocross, perché o sono atleti o sono familiari, sta di fatto che vengono a sostenere i loro pupilli. Queste, con le immagini siamo agli allievi primo e secondo anno, questi sono gli allievi del primo anno che prendono il via, e già subito un incidente per Smarzaro. Vediamo cosa succederà e se riuscirà a recuperare, perché partirà con circa 30-32 secondi di ritardo. Bravissimo quello che sta facendo Daniel, e vedremo se riuscirà a recuperare oramai il gap che si è venuto a creare dopo questo piccolo incidente. Allievi al primo anno, scusate, gli altri erano allievi del secondo anno, questo sono al primo, e poi tutte le donne. Sì, anche qua bel numero veramente, abbiamo 13 allievi del secondo anno, 19 del primo anno e 16 donne allieve con il rientro di Sofia Beggin, quindi andremo a vedere poi, ecco, allora vediamo qua che Michele affronta a piedi il pezzo, appunto quello con un po' più di acqua, mentre il portacolore ecco, i ragazzi del Mose lo fanno in bicicletta. Io qua quando corravamo lo facevo in bicicletta, poi dipende sempre da come si va, se si va meglio o peggio. E diciamo che eccolo, guarda, Smarzaro è già lì, quindi ha già recuperato, diciamo, il gap iniziale. Buono. Daniel Smarzaro, abbiamo visto come questa fossa piena d'acqua continua comunque ad aumentare di livello, e quindi la terremo sotto controllo per le prossime gare, vedere quanto si aggraverà la situazione. Certo è
che tra i filari, questi sono tutti quanti filari che mi pare la frutta delle mele, se non sbaglio. Sono pometi e diciamo che comunque nonostante il percorso sia stato notevolmente ridotto a circa 800 metri, era veramente un terno al lotto, sia prendere queste buche perché non sai mai sotto cosa c'è. E poi le curve secche tra un filaro e l'altro, veramente siamo tutte tornate a casa con ematomi e vari segni sulle gambe e sulle braccia perché non era facile affrontarli, insomma, con questo fango, ecco. Vediamo che comunque lì davanti c'è un certo Costantino Cesca per quanto riguarda gli allievi al primo anno, che la sta facendo veramente vedere dura a Michele Bassani. Per quanto riguarda invece gli allievi al secondo anno abbiamo Nichele che sta andando molto bene, Daniel Smarzaro che ha recuperato la stragrande, ma abbiamo anche Buttò, Bassani, Michele, Montagnier Luca, questo del gruppo sportivo Mosole. Per quanto riguarda le donne mi pare che si stia delineando una classifica particolarmente importante con una bella Chiara Zanettini. Sì, sono in 3 davanti al momento con Chiara Zanettini e Sofia Begin della scuola del ciclismo Vo e diciamo ho visto davanti anche la Rachele Barbieri che però poi vedremo avrà dei problemi più avanti. Smarzaro nel frattempo è già secondo nella sua categoria e Bassani che sembra un pirata oggi, un bandito col file, ma mi ha detto che aveva mal di gola, è ancora davanti, ma vediamo Costantino Cesca che sta veramente rinvenendo molto bene. E io faccio un plauso comunque alle società vicentine che di solito non sono tanto avvezze al ciclocross, però il plauso va fatto alla scuola ciclismo Vo e anche a Piovene Rocchette, perché stanno mettendo comunque a disposizione degli organizzatori delle belle realtà, si fanno un po' di nome e non guasta, perché nel periodo invernale insomma esportano il loro brand. Sicuramente, insomma, sono società che abbiamo avuto Ottavio qua, Pacagnale in trasmissione ci ha detto, insomma, non è tanti anni che hanno cominciato col ciclocross, però sono poi le fucine dei talenti. Nel frattempo vediamo Nichele che è notevolmente al comando e quindi può affrontare anche queste curve tra un filaro e l'altro in maniera migliore. Smarzaro sta recuperando molto bene, già secondo, e al terzo posto vediamo... Mi pare Cristian Buttò. No, quello era Edoardo Ferro del GS Mosole, quindi poi tutti gli altri a seguire, ecco. Tra i filari del Trentino, qui siamo all'Aives, una giornata da tregenda, intanto vediamo un'altra con la maglia del trofeo Triveneto che è la Chiara Zanettini, la quale sta facendo veramente soffrire la Sofia Begin. È vero che sono della stessa società, però un po' di competizione c'è. Ma non penso, perché hanno programmato molto bene con il loro presidente Lovo questa stagione e Sofia ha degli altri obiettivi. E quindi è giusto che Chiara Zanettini vada avanti con la classifica del trofeo. Nel frattempo abbiamo visto che comunque Zanettini già al comando, dietro Rachele Barbieri e Sara Girardi con Sofia Begin. Bene anche Anna Faoro e Giulia Bezz, mentre Letizia Borghesi rispetto alla scorsa settimana la vediamo leggermente in difficoltà. Sì, sono percorsi un po' particolari, poi questo era talmente corto che veramente valeva molto partire bene all'inizio, perché poi le posizioni rimanevano quelle. Eccezione fatta per Smarzaro che veramente da dietro è riuscito a recuperare molto. Bene anche la Silvia Cauz che è attestata intorno alla nona posizione, per lei non era certo il massimo dei percorsi, mentre vediamo già la vittoria come nelle grandi classiche del nord di Edoardo Nichele che vince su Daniel Smarzaro, ma una vittoria morale comunque per Daniel, poi dopo Butto Cristian, Ferro Edoardo, Cesca Costantino, poi c'è Montagnier Luca, Bassani Brianti, De Bellis e Da Pos. Per quanto riguarda gli allievi al primo anno è Costantino Cesca che vince su Michele Bassani, quindi questa è la notizia del giorno. Sì, la notizia del giorno e insomma Michelino lo sa, noi gli vogliamo bene, però è bello anche vedere Costantino insomma molto grintoso e sarà un bel duello insomma in tutta questa stagione. Per le donne invece una delle poche a non essere doppiata sarà appunto Chiara Zanettin della scuola ciclismo Vo che va a imporsi anche questa settimana. Sulla compagna di squadra Sofia Begin, questo che vediamo è Bassani secondo degli allievi del primo anno e aspettiamo comunque l'arrivo della Zanettin. Su Sofia Begin, Sara Girardi che sta recuperando e sta migliorando gara dopo gara, quindi aspettiamo anche Sara, Rachele Barbieri, Anna Faoro, Giulia Bezz, Letizia Borghesi, Sara Bondavalli, Silvia Cauzza e Alessia De Bellis. Per completare il quadro degli allievi al primo anno abbiamo già visto scorrere dalle immagini Davide De Bellis, Da Pos, Dorigoni, Pellizzoni
Pellizzeri, Filippi Pizzolato, poi del Santo Lorenzo e Francesco Gallo. Quindi questo è il componimento dei primi 10 in classifica di questa gara riservata agli allievi primo e secondo anno e donne per quanto concerne il trofeo Triveneto. E qua vediamo braccia alzate, la bella vittoria chiaramente di Chiara Zanettini, la quale sta facendo bene già da qualche settimana. Chiaramente Sofia Beggin si dovrà accontentare della seconda posizione, ma bello è anche il terzo posto di Sara Girardi. Terza classificata in una giornata tragenda, da dedicare a qualcuno. Sì, a Rudy Mosole, che ogni anno mi prende in squadra e bisogna dedicarle anche a lui la vittoria. Sì. Invece, seconda classificata Sofia Beggin, la scorsa settimana non c'eri. No, perché non stavo tanto bene, però dai, oggi è andata bene. È sempre una tua compagna di squadra. Sì, ma infatti è stata bravissima e gli faccio veramente i complimenti. Allora, una bella vittoria, replica a quella della scorsa settimana. Sì, sono arrivata seconda, ma insomma sono contenta. È stata dura, ma una bella gara combattuta. Edoardo, una giornata, abbiamo detto, tremenda, però insomma sei qui. Sì, dai, diciamo che è stata una giornata un po' strana perché con la pioggia non siamo riusciti a provare il percorso. Però siamo partiti, eravamo tutti alla pari, poi piano piano ho fatto la differenza e sono riuscito a vincerla, a spuntarla. Cesca, allievi primo anno, una bella vittoria. Sì, una bella vittoria, anche perché il percorso non era dei più adatti alle mie caratteristiche, sono molto contento. Allora Bassani, rivesti la maglia anche con la seconda posizione, ne aveva di più il tuo avversario oppure hai controllato? Ma oggi non ero nelle migliori delle condizioni, avevo un po' di mal di gola e sinceramente sono partito con la mentalità di non arrivare neanche sul podio. Sono venuto a correre per non perdere punti nel Triveneto e con questo secondo posto sono molto contento. Ben rientrati amici di Scratch. Allora, Dolce Elenia, allievi, allieve. Allora, Michelino Bassani, nonostante la debacle insomma, fra virgolette, però insomma il ciclismo è bello per questo. Non stava bene, ha detto in intervista. Sì, però dai, Costantino Cesca, bravo Costantino, hai battuto l'egemonia di Bassani. Comunque Michelino Bassani tiene salda la sua maglia di leader tra gli allievi del primo anno. Edoardo Nicchele, finalmente vittorioso, avevamo visto la settimana scorsa quel disguido a Bolzano con la campana, con l'ultimo giro. Questa volta Edoardo insomma, ha messo i puntini sulle i, quindi anche lui saldamente al comando nella sua categoria, ovvero gli allievi al secondo anno, mentre la Chiara Zanettin tiene la maglia tra le donne allieve. È ritornata la Sofia Beggin, però come abbiamo detto in telecronaca la scuola ciclismo Vo ha degli obiettivi diversi per l'una e per l'altra, vedremo. Io, siccome sai c'è il tifoso del Milan, dell'Inter, io non me ne voglio la Zanettini perché per me sono tutti uguali, poi dopo proprio per me non c'è competizione, quando vincono per me vincono tutti, però voglio tifare la Sofia Beggin, più che altro perché voglio che insomma si riconfermi come lo scorso anno, di nuovo vittoria, l'abbiamo vista un po' crescere. Ma noi tifiamo tutte, Nicola, certo, perché sennò poi domenica mi tirano i pomodori dietro. Ma un po' di pepe ci sta. E un po' di pepe ci sta, magari c'è anche qualche outsider, non si sa mai, perché poi andiamo sempre avanti con le prove, abbiamo visto anche la Girardi che comincia a venire su bene, quindi occhio perché sarà una bella categoria. Stai attenta, io continuo a dire una cosa, secondo me c'è qualcosa che non funziona, poco pubblico, e anche lo sponsor ha bisogno insomma di avere un po' di soddisfazione, credo, no? Quando vai là e il pubblico è importante, è un po' come andare a teatro, se il teatro è mezzo vuoto me ne frega un par di ciuffoli che ci sia la televisione, però il contatto è quello, bisognerebbe trovare delle soluzioni, anche per gli sponsor credo che sarebbero più contenti. Ma ne parlavamo anche con Ilenia tempo fa, secondo me queste gare di ciclocross dovrebbero essere abbinate a delle feste paesane, delle sagre, eccetera, in modo che da coinvolgere anche delle persone che non gli interessa niente del ciclismo, però magari vedono questi quattro matti che corrono in mezzo al fango e magari vengono a vederle e dopo magari gli piace la bicicletta e gli dico ma forse... Io credo Elenia che sì, anche questo è un discorso, però è anche difficile coniugare feste di sagre eccetera. Però ti dico, in Svizzera è così, Nicola. È così. Adesso domenica prossima ma io creano l'evento per il ciclocross. Sì, c'è sempre, ad esempio, dove andiamo a correre l'evento del ciclocross, poi dietro c'è tutto un... Sì, c'è questo baraccone dove fanno da mangiare, ma io sono andata a correre in gare internazionali in Svizzera, dove passavo in mezzo alle mucche.
cioè veramente in mezzo alle mucche, alle stalle, era pieno così di gente che paga anche per venire a vedere. Perché poi dopo... Perché poi gli creano, a parte che fanno questa cosa che abbiamo già detto dei giovanissimi, che gli creano la gincana, la garetta del ciclocross, un altro percorso che poi corre con tutte le biciclette possibili e immaginabili. Per tutti gli amici nostri che hanno Facebook, andate sulla mia pagina e guardate la foto che ho postato in questi giorni sulla prova belga di Almenzogler, mi pare, dove c'è un bambino con la bicicletta, quella con le rotelline, che va su una salita che così. Lo tirano su per la Che giacca. lo tirano su, quello è il figlio di Sven Nys. Ecco. Ok? Vabbè, è il figlio di Sven Nys. Però una cosa così in Italia... Mamma mia, il puteo se fa mai, mamma mia, questo... Cioè, no, lasciateli vivere questi poveri Ecco, bimbi. questa potrebbe essere un'idea propedeutica per il discorso del ciclocross, perché capisco, la sagra del santo non è che possa capitare proprio il giorno in cui c'è la festa, ma creare una sagra per l'evento ciclocrossistico, allora sì, perché mi viene in mente che ci va poco fare 30-45 persone con un pezzo di salame, si crea quell'aggregazione e si faceva, io ricordo che quando abbiamo iniziato circa 10 anni fa con il trofeo, succedeva che anche le famiglie stesse portavano ognuno il suo, si era creata un'armonia che mi dispiace sia perduta e io dico... Si è perduta nella maggioranza, ma ti assicuro che ci sono alcuni camper, alcuni furgoni che hanno ancora questa... ma si imboscano questi qua, si imboscano lontani dai miei occhi. È vero. Sì, si imboscano lontani, ma anch'io, anche noi con Ottavio abbiamo sempre da mangiare. Ma non mi invitate mai, ma questo qua me Sei l'ha sempre pagata. dentro il camper per non prendere freddo, cosa vuoi che ti Non è vero niente, questa è una calunnia che bisogna anche smontarla, non è vero amici telespettatori. No, questa settimana eri a prendere l'acqua sotto il gazebo. Juniores, fascia... Donne e fascia 1. No, fascia 2. Bello, vai, ha fatto una gaffa. E questo che vediamo dalle immagini non è certo un fiume, cara Elenia, questo è l'esondazione. È il percorso, era il percorso. Eccoci qua, siamo pronte anche noi donne, fascia 2, eccomi qua, io con i guanti da chirurgo, perché avevo caldo, donne, fascia 2 e junior. Anche oggi, insomma, 13 juniores stanno sfatando quello che abbiamo detto, quindi continuate a venire a correre. Fa piacere anche perché quando ci sono tanti juniores che partecipano, insomma la gara diventa importante. Adesso qua vediamo che sono le donne che partono, in testa abbiamo la Elena Valentini con la maglia del Trofeo Triveneto e di consuetudine, abbiamo detto tante volte, ci piacerebbe una volta vedere partire prima, partono gli amatori della fascia 2. Tanto per dire qua oggi una gara, sì forse sempre a 2, ma con uno Zoppas che forse cadrà in qualche difficoltà rispetto al grande che è più pesante. Intanto pronti e via, abbiamo già visto il capo classifica che è andato via per la maggiore. Sì, Nadir Coledani davanti con Giulio Franzolini, poi abbiamo visto anche Zanella, però occhio i ragazzi del Scorzè che stanno venendo fuori molto bene. In questi tipi di percorsi molto corti dove ci sono parecchi partecipanti, perché comunque è una gara con 60 persone, diciamo che i doppiati poi saranno come al solito molto molto determinanti. Adesso aspettiamo, eccola qua la Elena Valentini, prima delle donne, con dietro già i primi master. Ecco, questo volevo dire, perché anche questa volta purtroppo le posizioni di partenza sono quelle che poi andranno ad essere le posizioni d'arrivo. Abbiamo detto più di un'occasione che comunque la fascia 2 dopo poco, specie in questi percorsi che onestamente molto duri, riescono nel giro di un giro, neanche un giro e mezzo, a recuperare il gap e quindi arrivare subito attaccato alle donne, per cui si crea un traffico che onestamente potrebbe essere risolvibile facendoli partire primi. Ma per quanto riguarda gli juniores, bene, abbiamo visto Marco Zanella, a me fa piacere vedere il Veloce Club Bianchin Marchiol in 3 corridori, quindi Bondavalli, Zanella, Casanova, questo mi piace, ma bene anche Michele Maresciutti, Nicolo Zoppas leggermente sempre attardato, però lui c'è sempre e quindi è molto diligente insieme alla Libertà Scorzè che ha un po', diciamo, nelle corde quello che è forse la vocazione per il ciclocross più di altri. Qua vediamo con i cicloamatori, alcuni che li vediamo comparire, abbiamo visto proprio Ignazio Gianella, ci piacerebbe tanto citarli tutti, anche la Magnago, Paolo Magnago, sempre attestata prima per quanto riguarda la sua categoria. Sì, oggi però Paola è un percorso dei suoi, insomma, e va forte in questo tipo di percorso e era già davanti dal primo giro e vedremo che poi la gara se la giocheranno. Il podio è quello, insomma, Elena Valentini al comando e
dietro Maniago, Soligo e Oberparleiter per le restanti posizioni. Nadir Coledani notevolmente al comando, si trova molto bene su questo tipo di percorso e con Giulio Franzolin subito dietro ad inseguire e Marco Zanella. Marco Zanella è un corridore che a me piace tantissimo vederlo in bicicletta, ho detto, mi ricorda un po' dei video che ho visto di qualche anno fa, mi sembra tanto longo come postura, come in bicicletta, ma ho visto anche Giovanna Micheletto molto bene in una curva poco fa e per cui anche lei è sempre della partita, ma vediamo in che guado riescono a stare in piedi questi corridori. Nadir Coledan ha una faccia completamente stravolta, è una maschera di fango e questo è il bello del ciclocross. Tu sei più pulita, devo dire, delle altre. Oddio no, non pensare, perché ho il po' di bianco, allora è nero che si vede meno, però ti assicuro che eravamo tutte maschere di fango e che gli occhi bruciano quando finiscono queste gare. Nel frattempo abbiamo visto che tra gli junior è successo qualcosa, perché dietro Giulio Franzolin Alessio Baratin attualmente è al secondo posto con Luca Andreatta, mentre il nostro Beppo Dal Grande sfrutta questo terreno veramente difficile per staccare Zoppas anche oggi. Un po' in difficoltà, perché lo vediamo che lui è sempre un grande campione, un grande interprete delle due ruote, però su questi percorsi chiaramente forse anche il fisico, essere un po' più pesanti giova, essere troppo leggeri vediamo che non si fa più fatica, non si riesce a sprigionare tutta la potenza al suolo. Una bella Elena Valentini, prima ho visto anche Giulio Franzolin, intanto la bella vittoria proprio di Nadir Coledani. Esatto, Nadir Coledani vince, vediamo adesso arriva anche la Paola Magnago che sarà la seconda assoluta e notevolmente vittoriosa tra le master, con la Deborah Soligo che sarà la terza. Adesso vediamo tutte le donne che scorrono e gli amatori fascia 2. Nadir Coledani vince su Alessio Baratin e Luca Andreatta. Abbiamo visto adesso arrivare Barattin, adesso arriverà anche Andreatta, quarto è Giulio Franzolin, quindi Marco Zanella, Simone Casanova, Yuri Pessotto, Alex Bondavalli, Nicolò Zoppas e poi Marco Pellizzato. Mentre tra gli amatori della fascia 2 abbiamo visto appunto Dal Grande battere Zoppas, quindi Gialanella Ignazio, Sponga, Bellante, Della Libera, Borghesi, Parro, De Bon e De Bernardo. Vediamo le donne, adesso questo è Marco Zanella, no, non so se sia Marco Zanella che sta arrivando, e le donne vedono appunto la nostra Elena Valentini che... Intanto vediamo proprio la bella vittoria di Giuseppe Dal Grande che in solitaria gli ha dato una bella sferzata e soprattutto insomma lo vediamo un po' lontanino per la verità. Flavio Zoppas che sicuramente si riprenderà già da domenica prossima dove saremo a Godega di Sant'Urbano e quindi tra poco vediamo Zoppa adesso e tra poco vedremo la Elena Valentini che è attardata rispetto alle altre, vogliamo ricordare perché è l'unica non doppiata. Esatto, è l'unica non doppiata, quindi che ha fatto giri pieni. Valentini su Magnago, Soligo, Oberparleiter, Cavani, Micheletto, io, Selva, Leonardi, Torresani e Camatta. Flavio, la nota buona è che mantieni la maglia, la nota negativa è che c'è un Beppe Dal Grande che veramente è un fenomeno in queste due ultime puntate. Diciamo che sta andando fortissimo, poi i percorsi d'oggi sono veramente tremendi perché con questa pioggia il grip sotto c'è poco, io sono leggero, non riesco a scaricare un po' diciamo la potenza che ho e Giuseppe comunque essendo andato fortissimo su questi percorsi, merito a lui. Un degno avversario. Certamente. Non è che ti sei tagliato i capelli che poi dopo vai più veloce, però oggi non c'è stata veramente quasi discussione. Sì, come ha detto Flavio, magari è un percorso un po' più adatto alle mie caratteristiche. Ho cercato di stare davanti sin dal primo giro per metterlo in difficoltà e così è stato. Comunque diciamo non è arrivato molto lontano, quindi sicuramente nelle prossime gare sarà ancora battaglia e magari riuscirà ancora a spuntarla. Vogliamo dire che questo bel carrozzone del Trofeo Triveneto, una grande componente, una grande bella immagine la danno proprio i cicloamatori? Sì, penso proprio di sì, se mancassimo noi penso che le gare non avrebbero tanto senso perché vedo che ci sono tanti partenti soprattutto sugli juniores, anche se quest'anno diciamo abbiamo visto, avevamo provato proprio prima della partenza io e Flavio, sono più numerosi degli anni scorsi. Positivo? Sì, sicuramente sì. Deborah, lo sai che oltre, complimenti per questa seconda piazza che oggi non è poco, ma tu sei diventata oramai la mascotte con queste orecchiette. Sì, è il mio portafortuna da quando sono esordiente. Infatti ci ricordiamo te piccinina con queste orecchiette continui. Continuo, portafortuna, spero porti bene.
Ha portato bene a lei, ma ha anche portato bene a te che oggi replichi, insomma, si vede che sei in splendida forma. Ma oggi era la gara di casa, il meteo ha complicato le cose, però gli organizzatori hanno trovato un modo per farci correre lo stesso, noi anche se magari un po' controvoglia abbiamo sguazzato nel fango e ho vinto e sono contenta. Nadir, è un po' che diciamo che il Friuli sforna campioni, insomma, anche nelle categorie abbiamo visto tra gli esordienti e allievi, continua questo trend importante. La domanda che ti voglio fare speri anche qualcosa nei campionati italiani a questo punto? Sì, spero, adesso la competizione sta venendo piano piano, spero che per i campionati italiani il mio primo obiettivo di essere in forma, di andare veramente forte. Quest'anno io sono secondo anno, spero di lottare col Gioele, portare a casa almeno sta maglia che nel cross non ho mai portato a casa. E oggi percorso fango, pioggia, duro, è stato bello, mi sono divertito. Beh, insomma, ci sarà una dedica particolare dopo questo diluvio universale. Sì, questa gara voglio dedicarla a una persona importante, una mia piccolina, la mia ex morosa, perché impara che questa la dedico a lei finalmente. Perché ex morosa? Perché è successo un po' di casini e ci siamo... Noi siamo curiosi, vogliamo sapere. No. Beh, potresti fare una richiesta d'amore, scusa, sei innamorato ancora? Sì, tanto, ma adesso con calma aspettiamo che si evolva la cosa e gli do un bacio. Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme. Quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita? Mai. Commozione. Mi scappa da piangere, Ilenia. No, adesso a parte tutto. Che frasi. Wow. No. Cioè, Nadir, ma perché sei nato così tanti anni dopo di me? No, veramente. No, veramente. Guarda, io una dedica del genere. È stupenda. Veramente. Allora, io dico sempre una cosa. Quando ho intervistato tante volte Mauro Corona, no? Che devo dire la verità, è un tipo particolare, però ha delle intuizioni che sono veramente geniali. Ed è poi dopo quello che penso anche io. Allora noi abbiamo fatto perdere, noi genitori, non te perché sei bambina ancora, ma noi genitori cinquantenni, ultra cinquantenni, abbiamo fatto perdere ai nostri figli l'occasione dell'arrossire. Non arrossiscono più i nostri figli, non hanno più emozioni. E allora quando io ho visto che c'era questo assist che mi ha offerto Nadir, ho detto viva Dio, no! Tu sei innamorato, è bellissimo, cioè bisogna vergognarsi di quelli che dicono io ho l'iPhone di ultima generazione o c'ho il SUV più lungo dell'altro, cioè avete capito, c'è questo che mi piace. No, guarda, veramente è stata una cosa che, beh, insomma, da dire, ci abbiamo un po' scherzato, però prendila veramente come un complimento. Assolutamente. E Nadir, insomma, lo sa che lo aspettiamo qua in trasmissione con tutto il suo entourage. E con la sua fidanzata, speriamo. E speriamo con la sua fidanzata. Certo. Esatto. E allora ricordiamoci che quando ti dicono dove si mangia bene, in che ristorante si mangia bene in qualsiasi ristorante, basta avere per 3 giorni non aver mangiato e qualsiasi posto che vai mangi bene. Ed è così l'amore, bisogna cercare di smettere di pensare alle cazzate. Questo è un ragazzo che ha dato una dimostrazione di sé che per me è stata eccezionale e sono veramente contento di aver capito, di aver fatto questo scoop, come direbbe il mio amico Biscardi, è vero? I ragazzi non arrossiscono più, Alberto. No. Effettivamente non ci sono più i valori, diciamo, anche della mia generazione, diciamo, che si arrossiva, sì, quando vedi una ragazza pigliavi paura, che si emozionano, adesso sembrano tutti dei robot, insomma, che sempre lì che smanettano questi cellulari e che hanno in mente solo di avere i soldi per comprarsi i jeans, per comprarsi le scarpe. Ma che va anche bene quello, io non sono uno di quelli che bacchettoni, no? Però anche noi ogni tanto abbiamo una dottoressa, una psicoterapeuta, la Francesca Baggio, la quale dice una volta non era così, siamo molto più omologati oggi, i ragazzi sono tutti omologati. Usciamo, l'unicità dell'individuo. Usciamo dagli schemi. È vero. Però una cosa, insomma, nel ciclocross l'ho notata.
i crossisti, non me le vogliano quelli che corrono su strada o quelli che fanno mountain bike, hanno una marcia in più. Sono tutti personaggi. Sono tutti, non personaggi, un po' matti, dico. Io dico Ognuno sempre, ha il suo carattere. sì, per fare ciclocross bisogna essere un po' particolari, se basta che ci guardiamo noi Certo. qua, insomma. Ma è logico, ci però mancherebbe. è così. È così. Quindi alla fine ben vengano questi e magari abbiamo lanciato, Nadir è stato il primo, adesso abbiamo tutte le interviste, tutti che si amano, che bello. Ma certo, ma ci mancherebbe altro, ma io vorrei capire chi è che se ne vergogna di queste cose. Io sono stato un fautore di matrimoni, ma figuriamoci, dimmi chi sono i capi classifica. Allora, Nadir Coledani è saldamente al comando nella categoria juniores, la Elena Valentini si riconferma e avevo ragione, sta andando forte. Mi rosica, però. Non la vedremo la settimana prossima perché appunto siamo impegnati all'estero e nelle gare del Giro d'Italia, però almeno per domenica prossima la maglia resta della Elena Valentini perché ha parecchi punti su Paola Maniago. Mentre nella fascia 2 abbiamo visto insomma un Zoppas un po' in difficoltà, però insomma tiene saldamente la maglia anche lui. Però lì abbiamo visto come Zoppas soffra perché anche il fisico è importante, no? Non riusciva a esprimere la potenza. Ci vogliono anche i tempi di recupero, secondo me, gareggiando ogni settimana non è detto che si possa recuperare. La bicicletta conta pienamente. però il mezzo. Certo, dopo dipende sempre dai materiali. Sta bicicletta qua mi pare che sia questa da cross. La bicicletta da ciclocross è questa con le per gomme, cui ha dei tubolari diversi. Le gomme bianche ha ovviamente delle gomme più grosse rispetto a quello che può essere una da strada, per cui bisogna adattare anche diciamo quello che è la struttura portante, che è il telaio, e quindi la parte davanti della forcella è più larga e anche la parte posteriore, in modo da in caso di fango lasciare che la ruota scorra bene. E la stessa cosa sono anche avere dei freni che non siano tipo quelli lì da strada, che possano impedire sempre Per quanto riguarda il fango che si mette inevitabilmente negli ingranaggi, cosa bisogna usare? Che tanto grasso, non so. Ci sono degli oli particolari anche al silicone ci sono delle finezze che io sono stato in Belgio, non te le dicono perché sono un po' segrete, anche a livello dei professionisti hanno questi spray che non si sa esattamente. È come incolare i tubolari, la stessa cosa, le ruote che vediamo sono ruote da tubolare, non sono copertoni. Ognuno ha il suo modo di incolare i tubolari. Se tu gli chiedi a Ottavio di spiegarti come si incolla il tubolare, non te lo dirà mai. Perché sono dei segreti. Sì, sono dei segreti come degli anni tramandati. Questo è. La ricetta della nonna, quella è la ricetta esatto. del ciclocrossista. A me piacerebbe fare una puntata su sta roba qua. Ci sarebbe da dire il mondo. Esatto, perché sono veramente delle ricette che con gli anni vengono tramandate e comunque non vengono mai... Però quelli del Belgio mi piacerebbe fregargli una boccetta di ste robe qua. Sì, ma anche la colla per i tubolari, per esempio, ne usano di diversi tipi, però non ti dicono esattamente dove la vanno a prendere. Quindi qual è l'esperienza in campo? Loro sono esperti in quel ramo lì e ovviamente sviluppano. Bene, andiamo avanti, adesso l'ultima tranche di gara. Sì, esatto, abbiamo gli Elite, gli Under 23 e la fascia 1. Ultima gara di giornata, intanto vediamo questa bicicletta completamente sommersa e vi posso sicuramente dire che quando siamo andati via la bicicletta c'era soltanto più la sella, quindi ancora si sta alzando il letto di questo ruscello. Qua vediamo Under 23 Elite e fascia 1, tanto per dire Del Riccio, Visinelli per gli Elite e Smarzaro per gli Under 23. Sono partiti a questo punto quasi tutti i corridori, per la verità sono circa 3 gli Elite, anzi sono 3 e basta, poi abbiamo un 4 Under 23 e poi tutto il resto è fascia 1. Sì, 17 corridori su questa gara, insomma un po' triste, io continuo a dirlo, c'è qualcosa che non va, dobbiamo un po' riflettere su queste maglie. Comunque raccontiamo giustamente chi c'era e vediamo appunto come davanti c'è già Raffaele Visinelli con Martino Fluet e Igor Smarzaro davanti tra gli Under 23. Mentre tra la fascia 1 insomma c'è Carmine Del Riccio che lo vediamo con Giuseppin, lo vediamo un po'
con qualche problema, ma adesso sicuramente era là vicino ai box e riuscirà a cambiare bicicletta. Bene anche Diego Retis, lo abbiamo visto nelle retrovie, è un piacere rivedere questo ragazzo dopo un anno di assenza. Evidentemente il ciclocross manca, perché posso dire che manca a tutti. Qua vediamo Rafael Visinelli che va via come una moto. Sì, Rafael ha saltato la settimana scorsa, oggi insomma sono i suoi percorsi, Martino Fruet fa già più fatica perché insomma, i biker non sono abituati a queste condizioni, Igor Smarzaro con Jari Cisotto, quindi bravo Jari che è lì che tiene Igor tra gli under 23 e Diego Retis al momento è al comando della fascia 1. Che non è mica poco, voglio dire, fascia 1 per essersi lì davanti, approfittando forse di una leggera indecisione proprio di Del Riccio, e prima abbiamo visto... Sì, anche mio marito era davanti, insomma, poi arriverà quarto, però era nei primi 3, quindi sarà un bel campionato italiano, penso, per queste categorie amatoriali, perché ci sono tanti ragazzi nuovi che arrivano tra gli amatori, mentre Rafale, maschera di fango, ma già nettamente al comando dell'assoluta. Cristian Leghissa, della fascia 1 della RCP. Steven, ma abbiamo visto ancora Cisotto Iardi, Lucatello Pietro, Pierini Paolo, questo è un Master 3, quindi fascia 1, insieme a Giuseppin Sergio, che sta andando anche molto bene, mi pare che sia in terza posizione. Bella questa manovra di Iari Cisotto, questo è un ragazzo che non sempre, si piazza molto spesso, a me piace tantissimo perché ha una dedizione incredibile. Sì, anche Iari, non perché è in squadra con me, ma comunque è un ragazzo insomma, che onora tutte le gare e adesso ha cominciato anche l'università, quindi per lui è un po' difficile competere con chi lo fa solo di professione, però insomma diciamo bravo Iari anche per questo secondo posto. Del Riccio sta recuperando, lì a ruota mio marito, poi abbiamo visto Kevin Levicki e oggi Cristian Da Rossa è un po' indietro. Cristian Da Rossa indietro, ma abbiamo visto anche, se sta andando sempre alla stragrande, un Carmine Del Riccio leggermente in difficoltà. Evidentemente questo è un terreno, amici sportivi, ma soprattutto appassionati di ciclocross, che sì, è vero che si parla di ruote grasse, ma qua stiamo andando a ruote allagate, per cui non si può neanche più parlare di fango. Perché la bicicletta sì, un po' erano il fango infastidiva, ma si pulivano in questi lunghi torrenti che erano delle lunghe lingue di acqua, per cui è un ciclocross veramente d'altri tempi, e penso che anche dia fastidio a certi atleti, perché l'acqua insomma è fredda a contatto con il vento. Beh, oddio, poi ti diverti. Io mi divertivo, poi appunto come hai detto te era un percorso dove tranne forature oppure rotture di cambi, la bici si lavava da sola quando entravi in queste pozze. L'unico problema era quello, prendere la pozza forte, perché se la prendevi piano rischiavi di cascare dentro l'acqua. Di incatramarti. Esatto, di incatramarti, quindi andava sempre presa forte e via, insomma. Sarà una gara che penso tutti quelli a cui hanno partecipato ricorderanno per tutta la vita. E credo anche che poi farà un successo, perché tutti quanti ci chiederanno i DVD, perché un giorno così insomma è difficile da trovare. Io ricordo a Scorzè che c'era qualche anno fa una distesa, una pozza d'acqua dove Federico Zurlo a un certo punto dovete usare proprio 2 bracciate dal nuoto per riprendersi la riva dall'altra parte. Intanto qua siamo nella zona finale, vediamo un Visinelli stratosferico per la verità oggi, che vince senza nessun problema e quindi attacca proprio da vicino la maglia di leader che la toglie a Paccagnella, quindi Martino Fruet al secondo posto e Kevin Leveghi del Team Südtirol al terzo posto. Poi andiamo invece, intanto vediamo Martino Fruet, un bel personaggio questo, fa piacere vederlo, noi vorremmo vederlo anche domenica prossima. Speriamo ci sia Martino anche domenica prossima. Nel frattempo sta per arrivare il primo Under 23 che è Igor Smarzaro, che andrà a battere poi Jari Cisotto e Fabio Fontanari, mentre appunto tra i master c'è stato un po' un cambio di guardia, perché appunto si conferma Carmine Del Riccio su Sergio Giuseppin, Diego Retis, Cristian Leghissa, Marco Bolzan, Maurizio Cesca, Daniele Caldart, Da Rossa Cristian e Igor Foscarini. E quindi questo è il lotto dei primi 3 classificati e primi 10 dove ci fossero. Abbiamo visto Carmine Del Riccio, poco prima abbiamo visto anche Da Rosso, un doppiato, per cui qua i doppiati erano davvero tantissimi. Questo è un corridore che è arrivato a piedi, non si sa bene per un danno al mezzo meccanico o perché non ne avesse più con i pedali. E qua vediamo anche un Diego Retis che dopo la Fettuccina, dove era posto il transponder, arriva, e qua vediamo
una cosa insolita per coloro che non sono abituati al ciclocross, è un'immagine veramente strana. Un Visinelli che si fa una doccia con una lancia e pensare che mi dicono anche, l'Elena prima mi diceva, guarda che era più calda quell'acqua del ruscello, insomma coraggiosi, veramente eroici, ma eroici soprattutto oltre agli atleti anche gli organizzatori. Igor, io dico che a questo trofeo Triveneto chi c'è ha sempre ragione e quindi oggi hai avuto ragione e in virtù di questo vesti la maglia. Sì, dopo la quarta prova ho preso la maglia, sono contento, il tempo piove sempre ma noi andiamo avanti. Che percorso è stato? Ma il percorso purtroppo per l'organizzatore hanno dovuto cambiarlo, ma comunque è stata una bellissima gara e ringrazio i miei familiari e anche tutti i miei tifosi. Raffaele, settimana scorsa tu non c'eri, ne ha approfittato Paccagnella. Oggi non c'è Paccagnella e chiaramente ne approfitti tu. Chi la fa l'aspetti, no? Sì, la settimana scorsa ho avuto un problema, un disguido tecnico e non sono riuscito a venire a correre, quindi ho perso i punti della maglia, eccetera. Oggi, visto che ho saputo che non c'era Paccagnella, ho detto ne approfitto e vado a riprendermi la maglia e così è stato. Un percorso durissimo. Percorso sì, bello impegnativo, con questo fango, un po' di alluvione, acqua, però sono i percorsi che mi piacciono a me, quindi è andata bene così. Carmine, si vede dalla faccia, insomma, che non è stata una passeggiata. No, oggi diciamo che non è stata per niente affatto una passeggiata, ci sono stati anche problemi tecnici dalla partenza, però un pochino con l'esperienza, un pochino con la tenacia abbiamo tirato avanti fino alla fine in rimonta. La gente vi chiede, ma chi ve lo fa fare? Il ciclocross è fatto così, è strano quando è asciutto e c'è polvere, poi quando c'è fango, piove, fa freddo diciamo rientra nella norma. Magari un po' di ghiaccio, un po' di fango non guasta mai poi. Fausto, intanto do il benvenuto a Bolzano, so che stai facendo il giro dell'Europa in pochissimi giorni. Diciamo che tutto è perfettibile, questo ciclocross ha bisogno forse di un po' di attenzione e maggior cura nei fatti, non soltanto nelle parole. Si parla sempre di multidisciplinarietà e va bene, però credo che sia ancora fermo a un bel aggettivo, ma ancora bisogna fare dei passi. Sì, il lavoro è stato fatto, gran parte del lavoro, noi siamo seriamente soddisfatti perché in tutte le regioni d'Italia ci sono i circuiti aperti, quindi ogni regione ha il suo circuito e le sue gare, quindi noi giovedì siamo stati in Campania a Benevento a vedere un campionato regionale, dopodiché siamo ritornati a Roma, abbiamo preso un volo per Milano e subito dopo, il giorno dopo, siamo partiti per Londra. Ieri siamo rientrati in Italia e stamattina siamo venuti a vedere qui la gara a Bolzano, un campionato regionale. Cerchiamo di essere molto vicini all'attività, agli organizzatori e anche ai comitati regionali per poter mettere in moto queste attività in tutto e per tutto. Ma si potrebbe creare un protocollo di intesa con tutti coloro che organizzano? Mi spiego meglio. Al nord vediamo che sono dei percorsi molto... bisogna camminare molto, correre molto, c'è molta sabbia. Ecco, un protocollo di intesa per accorciare questo gap, perché poi dopo quando troviamo gli juniores che si scontrano con il nord Europa, insomma ci va bene quando facciamo la 13ª, 14ª. Se vogliamo ambire un po' di più, non sarebbe bello, appunto, scusami di nuovo, un protocollo di intesa con tutti gli organizzatori? Sì, intanto c'è da dire che a differenza dell'Italia noi all'estero notiamo che tutti i team prendono gli atleti e li tirano su dagli allievi fino ad arrivare all'elite e li seguono tutto l'arco dell'anno, quindi questo non succede con noi perché noi li seguiamo per 4 mesi, dopodiché gli atleti sono polivalenti, quindi vanno su strada o fanno pista e quindi non riesci a seguirli. Ci vorrebbe un team dove gli fa fare attività su strada, pista e poi ciclocross, comunque sempre lo stesso team in vista poi dell'obiettivo del cross. È quello un po' che manca da noi, quei grossi team che possono fare l'attività. Abbiamo una realtà come il Guerciotti che fa da tanti anni ciclocross, però comunque finito il prestito temporaneo li rimandano le loro società di appartenenza. Cosa si può fare? Perché poi dopo si sa, i direttori sportivi insomma piuttosto gli fanno fare 6 gare all'anno ma non gli fanno fare il ciclocross o la pista. Sì, abbiamo notato, oramai hanno capito che le gare stanno diventando tantissime, su strada i ragazzi qui possono imparare molto perché comunque abbiamo visto che a parte l'eroica che viene fatta a livello amatoriale, ma più gare agonistiche vengono inserite dei tratti di strada sterrati
e abbiamo visto molti atleti validi che non riescono poi a guidare. Secondo me possono anche farla un po' di attività per capire insomma come poi anche gonfiare le gomme, perché spesso ci sono degli atleti intelligenti che quando il tempo è molto brutto si fermano anche a tirare giù 1 o 2 atmosfere. Ultima domanda, non ce ne vogliono gli altri atleti, in virtù dei mondiali come vedi Franzoi? Ma con Franzoi sta facendo un ottimo lavoro. Domenica ha fatto il Super Prestige, ha avuto un'infezione, un virus intestinale, non è stato tanto bene. È un ragazzo che sta crescendo in Coppa del Mondo con 2 guasti meccanici, un 11° posto, non guardo i 3 minuti che ci sono stati da lui ed Albert, perché alla fine ha girato sempre un po' in handicap, ma sono convinto che lui insieme a Marco Aurelio Fontana potranno portare in alto i nostri colori. La novità che noi faremo quest'anno è che punteremo tantissimo su una squadra nazionale molto forte, femminile, 4-5 atlete per poter cercare questa medaglia che manca all'Italia, che è quella proprio femminile. Allora, Sindaco, oggi Live insomma, è andato in onda un piccolo miracolo, insomma, tanti volontari che hanno voluto insomma, non disperdere tutte le loro forze di una settimana intera di lavoro. Questo vuol dire che è già una cittadina di quelle che si danno da fare. È una cittadina molto attiva, come ha detto abbiamo veramente un grande volontariato. E in questi momenti ci si rende conto del loro lavoro e del loro valore per l'intera comunità. Pensiamo ai volontari che comunque hanno portato avanti questa manifestazione, penso anche ai nostri vigili del fuoco che stanno lavorando in questo momento. Abbiamo dovuto evacuare una piccola zona e anche tutto questo viene fatto col lavoro volontario. Vogliamo dire che adesso in questo momento c'è un'allerta 3, mi pare. C'è un'allerta, sì, c'è un'allerta, abbiamo un rischio insomma in corso per quello che riguarda un nostro torrente, di esondazione di un nostro torrente, per questo abbiamo dovuto evacuare una piccola zona. Speriamo che insomma il tutto rientri e che le piogge calino. Noi le facciamo i complimenti a lei e anche alla sua cittadina fatta di questi volontari. Sì, io dico sempre che i volontari sono la nostra più grande ricchezza ed è grazie ai volontari, noi non siamo una cittadina ricca, ma è grazie ai nostri volontari che riusciamo comunque a organizzare tante cose, tante manifestazioni e a far conoscere Lives anche al di fuori dei nostri confini, e spero che tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione si siano trovati bene nella nostra città. Sergio, non è un nostro uso intervistare gli organizzatori sul dopocorsa, ma oggi è inevitabile. C'è un'emergenza acqua in tutto il Triveneto, però qua le cose sono andate in onda lo stesso, anche con un percorso modificato, però la volontà di esserci e portare a termine questo trofeo. La volontà di esserci, innanzitutto un saluto a tutti quanti, gli amici telespettatori, appassionati di ciclismo, ma in particolare di ciclocross. Veramente, oggi è stata veramente dura e devo ringraziare tutti i miei collaboratori volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. Abbiamo dovuto fronteggiare un'emergenza, chiamiamo alluvione, nel vero senso della parola, e modificare nel giro di pochissimi minuti, modificare ripetutamente il percorso, fino ad arrivare a quello che è stato il percorso di gara dell'ultima ora, modificato a cavallo tra le 11 e mezzogiorno, quindi solo un'ora prima dell'inizio delle gare. Quindi veramente è stato un impegno, uno sforzo organizzativo notevole, che solo grazie a uno staff di collaboratori come sono i miei collaboratori si è potuto realizzare. Una soddisfazione doppia adesso che è terminato tutto. Sì, un grande sospiro di sollievo, adesso abbiamo chiuso, è calato il sipario, ho tirato il sospiro, mi stanno calando le energie, però una grandissima soddisfazione per aver dato la dimostrazione delle nostre capacità, di quello che sappiamo fare. E ripeto, non solo io sono il maestro, ma se non c'è l'orchestra il concerto non va a buon fine. Ben rientrati, siamo proprio in chiusura Eleni. Allora, qua la situazione con gli Elite, Under fascia 1? Allora, Elite, mancava Thomas Pacagnella impegnato in Svizzera e quindi Raffaele Visinelli ha preso la maglia, fascia 1 rimane Carmine Del Riccio leader e Igor Smarzaro è il nuovo leader degli Under 23. Domenica prossima? Domenica prossima a Godega di Sant'Urbano, siete a Godega di Sant'Urbano perché insomma noi andiamo in Svizzera e al Giro d'Italia del ciclocross.
e niente, magari speriamo che non prendete acqua almeno questa settimana. Noi ce lo auguriamo. Ringraziamo anche Alberto per Grazie essere stato a con voi. noi, è stata una piacevole storia la tua che abbiamo potuto raccontare ai nostri telespettatori. L'appuntamento lo diamo? Sì, l'appuntamento come al solito domenica se volete vedere Nicola, però insomma venite al ciclocross anche se io non ci sono. E poi giovedì prossimo come al solito sulle nostre frequenze. Che spettacolo! I'm the Invisible Man.